gratuita di Trebi Meteo. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis, esperto economista. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno ai nostri ascoltatori. E tra poco anche con una ospite, ma non vi stiamo a svelare un granché rispetto a ciò che sarà l'argomento, insomma, gli argomenti che andremo a toccare. Il primo dei quali è questo. Inno alla gioia, quindi siamo in Europa. Entriamo in Europa e lo facciamo con David Sassoli. Elezione della Commissione per appello nominale, la votazione è aperta. 461 voti favorevoli, 157 contrari, 89 astenuti. E quindi Ursula von der Leyen finalmente è stata eletta come Presidente della Commissione. Insomma, un mese abbondante di ritardo, c'erano state un po' di defiance su alcuni commissari, le cose sono state sistemate, le elezioni per lei come voti sono andate meglio del previsto, vediamo che si metta all'opera. Quest'anno sembra che la Commissione, come tutto un po' il tema europeo, saranno più politici rispetto alla stretta osservanza delle regole, che non vuol dire disattendere le regole, ma che la politica potrà entrare maggiormente nei temi. A noi questo interessa, per l'economia certamente. Certamente interessa per l'economia e dal punto di vista, insomma, della stretta attualità è stata una settimana in cui il clima ha pesato molto e di clima si è parlato appunto anche in sede europea. Onorevoli deputati, se c'è un settore nel quale il mondo ha bisogno del nostro ruolo guida, si tratta della protezione del nostro clima. È una questione esistenziale per l'Europa e per tutto il mondo. Non potrebbe essere altrimenti. L'85% delle persone vive in situazioni di estrema povertà. Queste persone vivono nei 20 paesi più vulnerabili al cambiamento climatico. Non potrebbe che essere una questione esistenziale. Vediamo Venezia sott'acqua, le foreste in Portogallo colpite da incendi. Suggerirei a von der Leyen, di cui stiamo ascoltando la traduzione, anche Genova e la Liguria sott'acqua in qualche modo. Decisamente sì, l'Italia piuttosto fragile, non c'è neanche da dirlo, ce ne accorgiamo costantemente. Venezia, Firenze, terremoti, anche adesso Albania, la Liguria, non so, quasi dico una delle più colpite, ma alla fine quasi non è neanche vero questo, perché tante in Italia sono state colpite come zone, come regioni. Anche la Calabria, certo. La Liguria certamente sì, ha un impatto pesante anche per le infrastrutture che sono state colpite. Diciamo, tra virgolette, vengono giù i ponti come birilli da un anno a questa parte, quindi lo dicevamo con l'Alice Salvatore settimana scorsa, cioè ahimè stanno venendo al pettine i nodi di 30-40 anni e più di non gestione strategica del paese, del territorio, di tutta una serie di questioni. Questo lo stiamo vedendo. Devo dire, mi sono appuntato, negli ultimi 40 giorni in Liguria c'è stato il peggior tempo dal 53 e per parlare di Genova, nel mese di novembre, mentre la media di caduta di pioggia è 110, siamo su 800-850. Quasi 10 volte tanto, e sappiamo che in 40 giorni ha piovuto in Liguria più o meno quanto piove tutto l'anno. Certo. E questo ha fatto sì che, insomma, i nodi venissero al pettine prima tra del Genova previsto. e Savonese credo veramente la situazione sia catastrofica da questo punto di vista, e ne fa ampio le spese, certo. spesa sia le famiglie, le comunità e ovviamente l'economia, perché è bloccato praticamente mezzo nord-ovest, perché se le autostrade non funzionano si blocca anche il porto, quindi sono già stati contabilizzati tutta una serie di cose. Ecco, a proposito della von der Leyen, era interessante vedere che rispetto al passato è una commissione che è composta da 12 donne su 27 commissari, quindi una prevalenza, diciamo, di quote rosa, una presenza importante rispetto al pregresso. Non so se questo
possa significare qualcosa di buono, visto che si dice che le donne siano più brave a gestire non solo la casa ma anche come manager, maggiore empatia, minore propensione al rischio. Questo studi anche di università americane nelle grandi corporation riescono a produrre maggiori risultati sul medio-lungo termine, però. tutti temi importanti, vedremo un attimo. Beh, anche perché insomma è un esperimento da fare, visto che non si è mai fatto per una volta, insomma, Certo. visto come sono andate le cose. Il nostro commissario agli affari economici Paolo Gentiloni quindi entra in carica ufficialmente, questo ci fa piacere, vedremo come si riuscirà a sviluppare il lavoro. Oltre a questo tema delle donne, portavo un esempio di un'iniziativa che c'è stata a Milano di recente, un premio intitolato a Valeria Solesin, che è la ricercatrice veneta che è morta nell'attentato al Bataclan a Parigi. È stato fatto un premio su iniziativa della madre Lucia Milani, promosso dal Forum della Meritocrazia, ed è un termine che ci piace, molto. Allianz Partner col patrocinio del Comune di Milano. Questo qui è un premio per tesi di laurea che come titolo porta il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia nel nostro paese. 12 tesi premiate, 11 ragazze e un ragazzo hanno messo in moto tutta una serie di cose piuttosto interessanti. Vediamo adesso invece cos'altro possiamo andare ad affrontare. Fiumi di parole, Sì. fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. I fiumi di parole oggi cominciano con il dissesto. Non è che il dissesto idrogeologico può essere risolto con un decreto, con un singolo intervento. Occorre un piano pluriennale, come era anticipato nel Proteggi Italia, occorre una metodica, diciamo così, che sviluppa nel corso degli anni, ma è chiaro che dobbiamo avere gli strumenti giusti per muoverci nella giusta direzione. Ecco, e quindi insomma ci Sì, vogliono gli strumenti. da un lato Si sta potrebbe vuol studiando. dire tutto e niente, nel senso che c'è una questione di emergenza e c'è una questione di medio-lungo periodo. Noi viviamo costantemente nell'emergenza, se andassimo a vedere i soldi che sprechiamo nelle emergenze forse i piani andrebbero, però mi sembra che quasi non si sappia da che parte prendere il problema. Faccio un riferimento al volo al lancio della von der Leyen su Venezia, perché per esempio Pino Musolino, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, dice: non sono le navi a provocare l'acqua alta a Venezia, anzi paradossalmente sembra che siano le dighe del Mose, che hanno attualmente ristretto le bocche d'ingresso dell'acqua, creando maggiori correnti che oltre al clima provocano in maniera incidentale questa cosa. Quando funzioneranno si vedrà cosa succede. Tra l'altro poi sul Mose c'è tutta una polemica sì, che lo decisamente riguarda, sì. anche per il fatto che esistono altre strutture analoghe in giro per l'Europa e nessuno si è preoccupato di andare a controllare certo. come siano state costruite e a confrontarle col progetto che veniva posto in Giustamente essere. l'Italia arriva dopo e di solito male. Quindi vediamo invece il ministro Costa. Oggi ho firmato un atto per 362 milioni di euro per contrasto al dissesto idrogeologico, cioè ho dato dei soldi sostanzialmente a progetti cantierabili, cioè dei progetti che si possono aprire domani mattina alle regioni per poter contrastare il dissesto idrogeologico. Se voi poi immaginate che questi 362 si sommano a quelli che a settembre abbiamo dato altri 315 milioni e che la settimana scorsa abbiamo dato alle autorità distrettuali di bacino, cioè altri 28 milioni, stiamo parlando di circa 700 milioni di euro dati in 3 mesi per tutti progetti veri. Che pensandoci prima forse potevano essere, insomma... Sì, adesso c'è questa diatriba, servono i soldi, poteri straordinari ai commissari, però sembra che tutto questo sia già pronto, quindi il ministro Costa ha detto: presentate dei progetti esecutivi, quindi operativi immediatamente cantierabili, i soldi ci sono, slegati dalle procedure, poi non si capisce mai, però io ho sentito, sembra che effettivamente sia così, quindi se vogliamo, speriamo, incrociando le dita, di scampare la stagione, perché magari fra un mese è finito il periodo d'emergenza, da subito certo. progettare. Mi sembra che già si stia facendo, però questa volta dovrebbero esserci anche i soldi.
I punti essenziali del DL Clima sono intanto uscire dalle infrazioni europee, perché è assurdo che l'Italia paghi per la qualità dell'acqua, per la qualità dell'aria. Il DL Clima ha una visione pluriennale e poi c'ha tante azioni che intervengono sulle famiglie e sulle imprese. Ecco qua, ancora Costa. Certo, io passerei a un tema collegato al maltempo e all'ambiente molto più operativo, con un intervento, un contributo di Cristina Balbo, che è direttore regionale Piemonte Val d'Aosta e Liguria della Banca dei Territori Intesa San Paolo. Abbiamo deciso di intervenire subito per cercare di dare delle risposte veloci alle tante famiglie e aziende che in questi giorni si trovano in situazioni di difficoltà. E per questo abbiamo stanziato un plafond di 150 milioni di euro destinato ai finanziamenti per coloro che hanno subito dei danni a causa del maltempo. E oltre ai nuovi finanziamenti abbiamo anche deciso di concedere la possibilità di sospendere il pagamento delle rate per 12 mesi per i finanziamenti eventualmente già in essere. Tutte le nostre filiali sul territorio sono già informate e quindi invito i nostri clienti che eventualmente si trovassero in queste situazioni di rivolgersi agli sportelli, dove troveranno dei colleghi sicuramente in grado di dare tutto il supporto e le informazioni che servono. È un supporto importante, sì, questo. Danni ce ne sono e tanti. Se una banca o anche altre banche sono presenti sul territorio e mettono a disposizione queste facility, mi raccomando, tutti quanti utilizzate. Ecco. Certo. Un minuto di informazioni dalla Liguria, poi torniamo a parlare di economia, società e finanza qui su Babboleo News. Un ristorante di classe, una location distinta ed elegante. È il ristorante Bella Vida, il ristorante brasiliano d'eccellenza a Genova. Perfetto per la tua cena in coppia o per festeggiare un anno di lavoro. Bella Vida organizza la tua cena aziendale riservata. Bella Vida a Genova in Corso Italia. Ristorantebellavida.com 010 36 24 461. Da dolce dormire c'è il Black Friday, no, il Block Friday, il Blick Friday. Marco, si dice Black Friday. Ma certo, anche nel nuovo negozio I Divani, i prezzi più bassi di sempre su tutta la nostra collezione di materassi, reti motorizzate e letti. Adesso o mai più. dolcedomire.genova.com. Dolce dormire, la vera qualità. E viva il Block Monday. Voto d'inglese 4. Oggi i supereroi dell'auto mi hanno salvato! Racconta? Ho portato la mia vecchia auto da Macciò, l'hanno sollevata con un dito, ci hanno guardato dentro con i loro raggi X e con i loro superpoteri l'hanno riparata. Incredibile! Invece a me la settimana scorsa hanno letto nel pensiero proponendomi l'auto che ho sempre desiderato a condizioni super! Da Macciò trovi auto nuove, usate e a chilometri zero, l'officina, il centro revisioni e il gommista. Ti aspettiamo in via Cornigliano 189 Rosso a Genova. Macciò, super! Dal 1935. Non ci sono più le mezze stagioni, ma c'è il clima ideale dei fratelli da Bove. Dal 1959 riscaldamento e climatizzazione delle migliori marche come Daikin. Servizio dal progetto all'assistenza. Fratelli da Bove, via Passaggi 2, Genova, 800 092 077. Vi starete chiedendo cosa ci fa Carlo Cracco in un bagno Scavolini? Beh, mica posso stare tutto il tempo in cucina. Anche se questo è il posto che amo di più. Scavolini, il mio bagno, il mio living, la mia cucina. Vieni a scoprire il mondo Scavolini da Scavolini Store Genova Centro in via Macaggi 37R. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Tregua dal maltempo, splende il sole in Liguria, ma i danni dei 40 giorni di pioggia che si sono alternati nell'autunno della Liguria sono ancora molto evidenti. Solo per la provincia di Savona, su 800 km di strade, i danni per le somme urgenze ammontano a 35.570.000 euro. Lo ha detto il presidente della provincia di Savona, Olivieri, proprio parlando con Babboleo News. Intanto, terzo filone di indagine sui viadotti controllati da Autostrade per l'Italia. Quanto si apprende, gli inquirenti sono al lavoro per valutare l'eventuale assenza di lavori nelle costruzioni che minacciano rovina. Il fascicolo al momento è stato aperto a carico di ignoti. L'indagine madre, quella sul crollo di Ponte Morandi, ha quindi portato prima ad un filone bis sui presunti falsi report sullo stato di salute di alcuni viadotti italiani ed ora ad un terzo capitolo dedicato proprio all'omissione di
di lavori in costruzioni che minacciavano rovina. Le sardine che stanno facendo il giro d'Italia da nord a sud sbarcano a Genova. L'appuntamento è per oggi in piazza De Ferrari alle 18. Genova si riunisce in piazza per ribadire un chiaro no al dilagare dei discorsi di odio, alla propaganda politica delle falsità che ci ingabbia in un conflitto perenne, hanno spiegato gli organizzatori. L'appuntamento in piazza per non lasciare nessuno indietro, per non ritrovarsi da soli ed essere la giusta risposta all'esempio di buona politica. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis, è arrivata anche la nostra ospite. Scossa? Va bene! Scossa? Che introduciamo con questi effetti, perché lei sa, professore, io vengo dalla strada e quindi così lei mi deve tenere. L'ospite è Sonia Sandei, responsabile sviluppo strategico di NLX e vicepresidente di Confindustria Genova. Ben trovata, intanto, benvenuta. Grazie a voi. Eccoci qua. E allora, professore... Allora, farei un passo indietro, ovvero nella prima parte del programma abbiamo parlato della Van der Leyen e di questa commissione con 12 donne su 27. Io so che Sonia Sandei, anche come Confindustria Genova, ma come sua interesse, eccetera, cerca sempre di portare avanti meritocraticamente il ruolo delle donne. C'è stato a Genova di recente un incontro sul peso delle donne in economia, eccetera. Se ci dice due cose al volo su questo ambito qui. Allora, proprio due cose al volo. Avevamo insieme al tavolo Susanna Camusso, La Manca, presidente di Cof Cooperative, e il tema era proprio legato al peso in senso anche ironico, perché è sempre minor peso purtroppo e non maggior peso. Sono emersi i dati di questo peso. Io mi focalizzo sempre molto sul pay gap, perché il pay gap continua a rimanere. Dato 2019, pay gap in Europa 16,7%, in Italia nel settore privato 20%. Il pay gap è la differenza di stipendio tra uomo e donna per pari mansione, più o A meno. parità esattamente di mansione, quindi significa più o meno che a partire dal 4 di novembre di ogni anno le donne lavorano gratis. Ok. Quindi credo che in termini di peso questo ce la dica lunga. Certo. E non sarà certo abbassando gli stipendi degli uomini che troveremo il risultato giusto. Assolutamente no. Ma noi abbiamo detto, perlomeno io lo dico, Valenza certamente non è d'accordo, che le donne amministrano meglio, hanno minore propensione al rischio, sono più empatiche, tante ricerche soprattutto americane sostengono questo, e quindi nel medio-lungo termine i risultati delle corporation certamente ne beneficiano. Credo che lei condivida. Assolutamente sì, tanto che è dimostrato che proprio nei processi di digital transformation, in cui siamo assolutamente coinvolti in questo momento, nei processi di innovazione, le donne, una maggiore presenza delle donne in posizione quadro apicale, portano a un fatturato di più 18%. Quindi dati statistici, peso in un senso e nell'altro. Beh, io comunque sono d'accordo, sono accerchiato da donne, quindi non posso che essere d'accordo. Genova Smart Week, professore. Sì, questa qui è la settimana in cui Genova si veste di smart, ci sono tante tematiche, novità, eccetera. È una settimana interessante perché ci mostra quello che possono essere le città del domani, trattando l'intervento dal 5G, telecamere, l'intervento sulla portualità, la mobilità. Qui con la Sandei ne parleremo fra brevissimo. Abbiamo alcuni interventi delle nostre istituzioni genovesi. Il sindaco di Genova Marco Bucci. Le tecnologie sono un motore di sviluppo della città, sono un mezzo. Ricordiamoci che la tecnologia non è mai un fine, ma è sempre un mezzo per raggiungere obiettivi specifici. Nel caso della città noi parliamo di una migliore qualità di vita, di una più facile qualità di vita e di una qualità di vita che rende anche dal punto di vista economico. Questi tre obiettivi sono gli obiettivi principali che noi vogliamo succedano qui a Genova. L'assessora all'urbanistica del Comune di Genova, Simonetta Cenci. Il Comune di Genova sta sicuramente prendendo in carico la legge regionale della rigenerazione urbana e sta calando sulle necessità della città ciò che sono le linee guida della legge della rigenerazione urbana. Quindi, partendo da quelle che sono le priorità della città, stiamo cercando di
dare supporto ad eventuali investitori che hanno interesse nello sviluppo economico della nostra città, per investire sullo sviluppo economico, e agevolarli il più possibile, quanto perlomeno è permesso, in merito a dei risparmi economici sugli investimenti stessi. E poi l'assessore all'ambiente e mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora. Dal nostro punto di vista è stata una tavola rotonda interessante, perché ha visto l'intervento di importanti imprenditori, importanti rappresentanti, dirigenti sia di multinazionali sia di aziende del territorio. L'elemento che è emerso è che comunque Genova è una città che viene vista con grande attenzione, è una città che ha davanti la possibilità di crescere ulteriormente, proprio perché in Genova abbiamo anche molte aziende, molte industrie pubbliche e private che detengono tecnologie importanti, e oggi prioritario, l'elemento più importante, proprio perché attraverso la tecnologia noi possiamo poi intervenire nella vita quotidiana, migliorando i servizi pubblici, migliorando gli aspetti appunto della vita quotidiana. E allora coinvolgiamo anche la nostra ospite, Sonia Sandei, responsabile sviluppo strategico di NLX. Ci dica un po' questa NLX di cosa si occupa? Beh, fondamentalmente per noi è centrale l'innovazione. Noi siamo nati come grande start-up di IPCO del gruppo Enel per gestire la transizione energetica, cioè l'innovazione legata alla smart city, piuttosto che alla smart home, piuttosto che all'efficienza energetica delle imprese, piuttosto che alla smart mobility. Quindi temi, io dico sempre, più cool che riguardano in questo momento il nostro paese e la trasformazione anche della nostra città, per scendere dalla dimensione globale alla dimensione un pochino più locale. La nostra città in questo momento può essere una città pilota, e lo sta diventando sotto molti profili. Sicuramente il primo tema è pilota nelle infrastrutture, dimostrando con la ricostruzione del ponte che le infrastrutture velocemente si possono fare, e questo secondo me fa da traino a quanto velocemente si può fare anche l'innovazione in questa città, a partire dalla mobilità elettrica. E lo abbiamo dimostrato l'anno scorso, abbiamo installato 100 infrastrutture di ricarica elettrica in questa città, e quindi abbiamo dimostrato che questa città metropolitana può essere avanti rispetto alle altre in termini di mobilità sostenibile, e dico anche di mobilità dolce, perché la mobilità sostenibile si deve integrare anche con le altre forme di mobilità, bici elettrica, scooter elettrici. Noi possiamo essere driver in questo perché abbiamo la popolazione di 2 ruote più elevata d'Italia. Certo. Vespisti in primis. Certo. Vespisti, poi le lancio una cosa dopo, quindi prosegua, prego. Quindi il tema della mobilità è sicuramente uno dei traini. Il secondo traino è sicuramente il rendere la città smart. Uno degli strumenti più importanti per rendere la città smart potrebbe essere un trasporto pubblico elettrico. La nostra l'utility AMT, utility locale, ha attivato un percorso dal punto di vista della mobilità elettrica, quindi la mobilità elettrica su gomma. Noi stiamo collaborando con AMT e daremo domani una notizia in anteprima su un prodotto estremamente innovativo che lanceremo insieme nella città. Quindi digitalizzazione unita alla mobilità elettrica, e speriamo in futuro unita al trasporto pubblico. Il nostro obiettivo è di mettere in execution, dico sempre io, un progetto che per noi è una case history di successo in Cile, che prevede 150 bus elettrici che sono diventati 250, con tutta l'infrastruttura di ricarica e un Internet of Things a disposizione dei cittadini, per avere veramente un trasporto pubblico cool che veda un incremento del tasso di utilizzo, che è il nostro obiettivo. A proposito di bus elettrici abbiamo qualcosa. Siamo molto contenti di aver realizzato in tempi direi brevi questa prima rimessa con un primo polo elettrico che sarà in grado di arrivare a gestire fino a 60 mezzi elettrici che sarebbero ospitati. Per ora ne abbiamo 10, altri 14 dovrebbero arrivare nel 2020 e appunto progressivamente potremo arrivare a gestire fino a 60 mezzi. Questa è la rimessa al polo elettrico del Levante, è già uscita la gara per la creazione del polo elettrico anche della rimessa al Cornigliano. Quindi avremo a fine 2020 una rimessa elettrica nel Levante e una rimessa elettrica nel Ponente. La voce di Marco Beltrami, che è amministratore unico di AMT.
avevamo anche un testimonianza di Enrico Musso. Il trasporto pubblico genovese nei prossimi anni dovrà vivere una trasformazione nel senso della sostenibilità e nel senso della qualità e quindi dell'attrattività per chi oggi magari non lo usa perché lo considera una soluzione residuale, un piano bio peggio, e invece un domani sarà portato a utilizzarlo invece della propria automobile. Quello che sicuramente è vero è che i costi sociali della transizione all'elettrico sono il vero punto di passaggio, cioè i minori costi del fatto di avere un trasporto che non inquina più localmente, certo naturalmente poi dipende anche dove e come è prodotta l'energia elettrica, ma diciamo localmente nel luogo dove si trovano gli autobus e dove si trovano le rimesse non c'è più l'inquinamento ambientale. Enrico Musso è un docente universitario e in questo caso coordinatore della mobilità urbana sostenibile del Comune di Genova. Sì, avevamo parlato del tema bus, su quale voi mi sembra siate ben preparati, come diceva prima. Assolutamente sì, perché abbiamo iniziato già 2 anni e mezzo fa questo progetto a Santiago del Cile, ma ne abbiamo ongoing anche a Barcellona, a Bogotà, quindi ciò che ci piacerebbe fare è rendere questa case history di successo una case history di successo italiana. E soprattutto rendere, ripeto, il trasporto pubblico, aumentare la percentuale di utilizzo del trasporto pubblico, perché il trasporto pubblico deve diventare confortevole, deve diventare come dire cool per i giovani e anche per le persone meno giovani. Che è quello poi che sosteneva anche Musso, cioè fare l'abitudine a un qualche cosa che funzioni. Tra l'altro mi sembra che siate presenti anche sulla Spezia, nel senso che sono state installate 31 colonnine con la giunta Peracchini e voi siete tra quelli che avete messo le colonnine per la ricarica anche lì. Assolutamente sì, perché il nostro obiettivo a partire da 2 anni fa, siamo partiti per primi con l'intenzione di infrastrutturare il territorio italiano con la maggior disponibilità possibile di infrastrutture di ricarica, perché il nostro pensiero è sempre stato che in assenza di infrastrutture di ricarica il mercato dell'elettrico non poteva partire. Noi consumatori abbiamo bisogno di poter pensare che laddove ci fermiamo per ricaricare, esattamente come accade per il cellulare, quindi per andare in banca piuttosto che andare in posta, noi abbiamo la possibilità di ricaricare, di rabboccare, dico io, la nostra automobile, perché solo in questo modo possiamo avere la tranquillità di passare all'elettrico. A proposito di La Spezia, aggiungo, perché questa settimana qui vedeva anche la tappa genovese di SMAU, la fiera sull'innovazione, tecnologie, start-up. A proposito di La Spezia, ribadisco, una start-up che è Doteve, io non lo dico forse spezzino, ok, ci vuole un accento particolare, nemmeno io sono capace. Infatti, sì. che nominava prima lei le Vespa, hanno fatto questa start-up che permette con un'app di avere sullo smartphone la possibilità di una visita green con le Vespe elettriche, dove ci sono tante bellezze in cui non arrivi con i mezzi più classici. Quindi questo è un mix tra volendo di circolarità, ecco, questa è una cosa carina. Tutti argomenti molto interessanti e che peseranno anche sull'economia del nostro territorio. Avremo modo di approfondirli magari un'altra volta. Il tempo a nostra disposizione è tiranno e quindi ringrazio la nostra ospite Sonia Sandei, responsabile sviluppo strategico di Enel-X e vicepresidente di Confindustria Genova. Economia, società e finanza ogni settimana su Babboleo News con me Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Grazie. Grazie davvero a voi. Grazie. Vamos en treno, arriva, vamos en treno, en treno. E basta con queste hit estive, con le vacanze al mare, con l'estate. Si cambia stagione e si cambia meta. Dai il benvenuto all'inverno